Serie B-Win, tutti i colori della passione. Al Braille il Modena festeggia la salvezza, il Verona è già con la testa ai playoff. Mandorrini fa un ampio turnover, fuori Alfredson, Berrettoni, Taxidis, Ferrari e Juanito Gomez. Per i padroni di casa Bergodi si affida alla coppia Cellini-Ardemagni. Lodevole iniziativa del Modena che devolve l'incasso della partita alla popolazione emiliana colpita dal terremoto. Arbitra l'ultima giornata di Serie B-Win il signor Velotto di Grosseto. Prima azione, il Modena sfiora subito il vantaggio, il colpo di testa di Di Gennaro non inquadra la porta, il trequartista dei gialloblu. Che occasione per i padroni di casa, ma attenzione, la grande occasione ce l'ha anche Ardemagni. 9 minuto, il sinistro dell'attaccante del Modena sfiora il palo. Rivediamo, Ardemagni si coordina bene ma non riesce a centrare la porta. Alla prima occasione passa il Verona, il colpo di testa di Bjelanovic, è 1-0 per la squadra di Mandorlini. Il quinto gol in questa stagione per l'attaccante degli Scaligeri, completamente dimenticato dalla difesa di casa. Poi ci prova Cellini, il suo sinistro viene controllato dal secondo portiere del Verona Frattali, che diventerà protagonista anche nel secondo tempo. Russo, l'assist per Bjelanovic, si tuffa Caglioni e abbranca la sfera. Ancora Verona, riceve palla, Pickelman, la parata di Caglioni, salva i suoi. Ancora Modena nel finale, il colpo di Ardemagni, poi arriva Cellini, salva tutto Frattali, una doppia occasione per il Modena nel finale del primo tempo. Il miracolo del portiere del Verona, ne vediamo la doppia occasione da parte del Modena. Si va nella ripresa con il Verona ancora in vantaggio per 1-0. Questo è il settore ospite occupato dai tifosi veronesi. Stanco, il colpo di testa, la parata di Frattali salva tutto. Il secondo portiere del Verona davvero protagonista in questa ultima giornata di Serie B-Win. Qui la disperazione di Stanco. E rivediamo, forse la sfera è entrata. Attenzione il Verona, la botta da parte di Ciaramitaro, sfiora la traversa il Modena. Poi attenzione al Verona, il tiro dalla distanza da parte di Alfredson, devia in corner Caglioni, una grande occasione. Poi attenzione, calcio di rigore per il Modena, il fallo di Maietta, il rigore che ci sta, parte dal dischetto Cellini, la parata da parte del portiere del Verona, il pallone che sbatte sul palo. Ancora protagonista Frattali, poi si va nella finale, attenzione, la conclusione di Giglioli e l'1-1, che beffa per il Verona, 1-1 che non cambia nulla in chiave playoff, perché il Verona si qualifica comunque come quarto in classifica e incontrerà il Varese. Festa invece per il pubblico di Modena, un pareggio che non rovina la festa della salvezza da parte del pubblico di casa. Fischia alla fine Velotto, festa per tutti, soprattutto per Frattali, migliore in campo, con la maglia dedicata a Piermario Morosini.